Quarta corsa dunque dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio, cavalli di 4 anni, sono tutte femmine: Anna Maria Italia, Holovost, Anita Spritz, Asia, Alissa Trio, Afrodite B, Atene 3B, favori in chiusura per Holovost su Asia di misura. Vediamo la partenza con la velocità iniziale di Anita Spritz, che cerca di sorprendere tutti, sopravanza almeno parzialmente Holovost, mentre c'è l'errore di Asia e così match che sembrava fra Holovost e Asia sfuma. Asia è squalificata. Numero 1 Anna Maria Italia anche Anna Maria Italia finisce a tabellone, restano praticamente in 5 con Asia che insegue squalificata. E così al comando Anita Spritz si appresta a completare i 200 iniziali in 28,9, i 400 iniziali ovviamente, mentre nella sua scia è Holovost. Più indietro in terza posizione vediamo Alissa Trio e poi le altre a seguire. 44,8 il passaggio del 600 e c'è stato un deciso rallentamento in curva. 15,9 la frazione di Anita Spritz. Holovost rimane lì in scia comunque, e all'esterno c'è la mossa di Atene 3B che si trascina Afrodite B, lasciando praticamente alla corda e in coda in questo momento Alissa Trio. Sono rimasti in 5 dei 7 concorrenti iniziali, il chilometro è scivolato via in 1,14,2, quindi c'è andatura anche in questa corsa. Ora Holovost cerca di marcare eventualmente la progressione di Atene 3B, poi torna sotto. Al comando comunque Anita Spritz sta facendo ancora andatura perché spara un 14,5 di là e ora affronta l'ultima curva. Ora Holovost potrebbe anche spostare, ma ovviamente c'è anche l'opzione open stretch, se nessuno si fa luce dalle retrovie può sfruttare la pista interna. C'è lo scatto di Afrodite B mentre cala e poi sbaglia Atene 3B. Retta d'arrivo con al comando Anita Spritz. Holovost ci prova a centropista. Holovost nel finale fa valere qualcosa in più dell'avversario, ma i due finiscono comunque molto vicini, le due finiscono molto vicine, con impressione che passi Holovost. 28,7 a chiudere, 1,13 secco, e oggi davvero con i cronometri si va veramente svelti, i cronometri bollenti. Rivediamo la retta d'arrivo, perché Anita Spritz allunga ancora molto molto bene, Holovost ci mette un po' per prendere sotto tiro.